Nelle puntate precedenti abbiamo raccontato del libertinaggio a Venezia nei suoi secoli d'oro. Giungiamo ora dunque al Settecento, l'ultimo secolo di vita della Serenissima. Se innegabilmente i veneziani nei secoli precedenti si abbandonavano ben volentieri al vizio, altrettanto spesso operarono però cose egregie ed onorevoli per sé e per la patria. Mentre nel Settecento regnava, ahimè, l'assoluta mollezza e lascivia, senza le virtù degli antenati. Il marcio partiva già nell'educazione, affidata ad abati ignoranti o a monache scandalose. Non stupisce quindi l'altissimo numero di richieste di separazione, che nel solo ultimo decennio del Settecento ammontarono a quasi 300. Né stupisce conoscere di numerosi casi di mariti che, pur di non scontentare la moglie, si prodigavano in prima persona per riappacificarle col loro cavalier servente in seguito ad un qualche litigio. Cavalier che? Il cavalier servente, detto anche Cicisbeo. E che è? Ce lo spiega l'ambasciatore francese de Brosses. È di regola che le dame veneziane posseggano un amante, e sarebbe una specie di disonore per una dama non tenere un uomo per proprio conto. Le famiglie approvano e si lascia che la sposa faccia la sua scelta, dando l'esclusione a questo o a quello. Queste attuali pratiche delle dame hanno diminuito di molto i fasti delle monache, che in passato avevano il monopolio della galanteria. Con tutto ciò, anche oggidì, un buon numero di esse si dedica agli impegni con onore, poiché al momento in cui scrivo avvia una furiosa briga fra 3 conventi della città per sapere quale fra essi avrà il privilegio di procurare una amica al nuovo nunzio apostolico che sta per arrivare. Giova osservare che talvolta gli sfacciati mezzani facevano passare per monache agli occhi degli incauti stranieri donne che non lo erano affatto, nella stessa guisa in cui offrivano qualche prostituta sotto il titolo di moglie di tal nobile. Ma peraltro erano talvolta davvero mogli di patrizi, se, come si narra, un dì un certo nobile si sentì proporre la propria consorte. Anche le leggi si fan più permissive e capita di incontrare cortigiane ovunque in città, comprese le chiese, a qualsiasi ora. Un cronista accenna ad un nuovo costume adottato dalle gentildonne, le quali uscivano al passeggio calzando semplici pianelle e coperte soltanto di un sottanino. Lo stesso cronista narra altresì della sfrenatezza con cui queste gentildonne si abbandonavano al gioco d'azzardo, che le riducevano al punto di dover pagare col proprio corpo. I luoghi preposti al gioco d'azzardo venivano chiamati casin, nel senso di piccola casa, o ridotti, dal latino redursi, che significa recarsi. Ma alcuni di questi casin servivano anche ad altro scopo, forniti come erano di letti eleganti, di ricchi specchi, di quadri lascivi, di vasche da bagno e di tavoli, sopra i quali stavano pagine scandalose, quali le poesie del celebre poeta Giorgio Baffo. Nel Settecento, alle monache e alle cortigiane si aggiungono le ballerine e le cantanti di teatro, che non ce n'erano abbastanza. Gli ambasciatori e i rappresentanti di corti estere facevano a gara per accaparrarsi le più aggraziate fra le deità della scena, valendosi nell'opera di fidati mezzani, che molto spesso erano gondolieri. Talvolta la tariffa per la conquista era fissa, come ci insegna un cronista, parlando della pelosina, e non voglio sapere perché la chiamassero così, che si faceva applaudire al teatro di San Beneto. Sua madre, dice il cronista, desidererebbe farla uscire dalla virginità al suono di 300 zecchini. Ti ci compravi una casa con 300 zecchini. Ma ci sono anche casi contrari, come l'interessante storia di Stella Cellini. Stella Cellini era una giovane attrice ballerina che si esibiva nel teatro di San Cassiano. Molto amata dal pubblico, la ballerina viveva in una casa in affitto di proprietà del procuratore Tommaso Sandi. Il Tommaso Sandi in questione si invaghì della giovane ballerina, ma venne da essa rifiutato. Così, per vendetta, la sfrattò da casa e la denunciò di vita scandalosa con un turco. Ma Stella Cellini non si fece intimorire e si presentò in tribunale con un certificato di verginità, redatto da 2 ostetriche e controfirmato da un parroco. Vinse così la causa e fu completamente riabilitata e tornò a calcare le scene ancor più amata dal pubblico.
E fu così che da allora a Venezia non si giurò più sulla Vergine Maria, ma sulla Vergine Cellini. Sempre sul fronte del gentil sesso non si può non nominare Cecilia Zeno. Cecilia, di nobili natali, fu l'amante del doge Andrea Tronne e per questo soprannominata la Trona, con la N, non con la I. Donna colta e di spirito, difese strenuamente i suoi ideali di donna libera e i suoi principi anticlericali. Fu anche discreta poetessa e benefattrice. Era grande amante del teatro e aveva un suo palco fisso nel Teatro di San Benedetto. Celebre fu l'episodio del 1785, quando fu allestito un grande spettacolo nel teatro ed ella subaffittò il suo palco per una somma spropositata ai duchi di Curlandia in visita in città. Subito il popolo la motteggiò. Brava la Trona, la vende il palco più caro della mona. E lei, che era donna di spirito, prontamente rispose: «Gave raison, perché questa, al caso, la dono». E il popolo di rimando: la Trona, la mona, la dona.